Siamo a Eraclea, nell'idrovora di Torre di Fine, dei primi anni '20, all'inaugurazione dell'iniziativa La Terra Nutre, l'Uomo la Divora, promossa dal Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale, di cui abbiamo qui il neoeletto presidente Giorgio Piazza. Buongiorno Presidente. Buongiorno, buongiorno. Ecco, lei è noto anche per essere il presidente a livello regionale della Coldiretti, quindi partiamo subito con una domanda sulla situazione della Coldiretti all'Expo di Milano. Siamo alla seconda settimana che è stata animata proprio da Coldiretti Veneto. Oggi c'è la provincia di Vicenza e domani concluderà la provincia di Belluno. È stata una settimana importante di incontri e di confronto con i colleghi messicani piuttosto che di altre nazioni sudamericane e anche del sud-est asiatico. E credo questo sia il dato più importante, ovvero sia la possibilità che una grande manifestazione internazionale come Expo permette appunto a questi operatori di potersi confrontare, di poter conoscere coltivazioni e varietà nuove e magari trovare qualche opportunità in questo interscambio che sicuramente fa aumentare la qualità della conoscenza e quindi poi anche la qualità delle decisioni, delle scelte. Una bellissima esperienza che ci vedrà ripetere come Coldiretti Veneto la nostra presenza poi nella penultima settimana di agosto dal 17 al 23, dove riproporremo probabilmente nuovi temi di confronto vista l'esperienza che abbiamo fatto già in questa settimana. È stato eletto da poco presidente del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, ha già avuto modo di analizzare la situazione, le criticità di un territorio che è stato letteralmente strappato alle acque come il Veneto Orientale, quindi in questo senso fragilissimo. Sì, è la caratteristica di una parte importante del Veneto, se teniamo conto che su 700-750 gruppi idrovori in Italia, 400 stanno in Veneto. E qui nel Veneto orientale ce ne sono una ottantina, quindi è un territorio che letteralmente viene tenuto in sicurezza idraulica proprio utilizzando questi bestioni, queste pompe che sono qui, che fanno il loro lavoro appunto dai primi anni '20. È un territorio, quindi, come diceva lei, molto fragile e che ha bisogno probabilmente di essere ripensato in virtù anche dei grandi cambiamenti climatici dal punto di vista infrastrutturale sicuramente. Quindi quello che chiederemo sicuramente alla nuova governance della Regione Veneto, che sarà proprio quello di avere una grande attenzione alla bonifica, perché questo permette al decisore pubblico e a chi come noi opera nel pratico di poter prevenire, e sappiamo che prevenire costa enormemente meno che curare i danni che eventuali eccessi d'acqua o mancanza d'acqua possono fare in questo fragile territorio della provincia di Venezia. Presidente, quali le prospettive della bonifica anche sul fronte dell'innovazione tecnologica? Sì, c'è molto da fare, molto è stato fatto. Ad esempio sul telecontrollo, quindi sulla ottimizzazione del funzionamento di queste strutture di sollevamento idrovoro delle masse d'acqua che arrivano attraverso i canali. L'aspetto che più interesserà la bonifica sarà quello di riordinare le infrastrutture, quindi i canali, gli argini, i sistemi di pompaggio ai mutamenti climatici, ma soprattutto anche una nuova sensibilità sull'utilizzo di queste infrastrutture, i canali, soprattutto gli argini, per rinaturalizzare un po' l'ambiente, creare quelle condizioni in cui si migliora la qualità dell'acqua, qualità dell'aria, in totale la qualità dell'ambiente e quindi si migliora il territorio. Questo è un compito importante, la bonifica ha le conoscenze e anche la forza per poter espletare questo compito importante, moderno, e mi auguro che la politica ci segua su questo e metta le risorse giuste per poter far fare questo ulteriore salto di qualità alla bonifica. Quindi un invito, una sensibilizzazione a trovare quell'armonia a tratti perduta tra il lavoro dell'uomo e la natura. Certo, l'uomo
impatta sempre sulla natura, la natura tende a riprendersi l'ambiente, però se riusciamo con le tecniche, le tecnologie, le infrastrutture a coniugare questo percorso, io credo che il risultato può essere solo che ottimo per l'uomo e anche per la natura. Grazie a Giorgio Piazza, Presidente del Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale. Damiana Schirru vi saluta dall'idrovora di Torre di Fine ad Eraclea.